Domenica 3 ottobre in Ghetto a Padova è andata in scena la 19ª edizione di Ghetto in Fiore, la mostra mercato di giardinaggio organizzata da CIA Padova in collaborazione con il Comune di Padova. Una manifestazione che tra profumi e colori ogni anno attira numerosi visitatori che lungo le vie della Padova ebraica hanno potuto ammirare fiori, piante, diverse varietà di miele, vini e oli essenziali, oltre che poter interloquire direttamente con le aziende. Nonostante l'emergenza sanitaria, la provincia di Padova si conferma la prima del Veneto relativamente al comparto florovivaistico, un primato che rende orgogliosi gli agricoltori. Una testimonianza importante della provincia di Padova. Se pensiamo che a Saonara nasce il florovivaismo, posso definirlo quasi nazionale, e ricordando anche la storica fiera del Flormart che negli anni 80 ospitava il mondo. Oggi siamo qui nel ghetto anche per rivalorizzare quei negozi di vicinato e per far conoscere la storia di questa parte un po', definiamola, ebraica della storia del 6-700 di Padova, e soprattutto vogliamo ripromuovere e ripartire dal florovivaismo per dare un'impronta anche alle future generazioni e ai giovani che si insediano in agricoltura quanto importante sia il florovivaismo. Il florovivaismo oggi può dare anche quella risposta economica, quel sorriso che ormai manca da troppo tempo a causa pandemia che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo. Con Ghetto in Fiore torna una manifestazione amatissima dai padovani e che trasforma le vie del ghetto in uno splendido giardino fiorito. Con queste parole l'assessore al commercio Antonio Bressa esprime soddisfazione per la grande opportunità che la manifestazione può dare per animare il centro storico. Una iniziativa riuscita, le persone che si riappropriano di questi spazi, i negozi che aprono per queste iniziative straordinarie anche la domenica, i prodotti del florovivaismo, insomma tutti gli ingredienti per una domenica di ottobre veramente bella da passare in compagnia in un luogo suggestivo come il ghetto di Padova, che noi vogliamo sempre più valorizzare. Se Padova è stata per molti anni, diciamo tra il 500 e l'800, una città di grandissima importanza scientifica e culturale, è proprio grazie a questa apertura mentale, quindi proprio questa sinergia. Il lavoro di squadra è sempre quello che permette di vincere. Un'iniziativa che è anche un'importante occasione commerciale di promozione per le aziende del settore florovivaistico che nella provincia di Padova hanno una storia lunga e prestigiosa. Abbiamo iniziato con le piante grasse, poi abbiamo aperto il punto vendita e abbiamo iniziato a coltivare ciclamini e anche piante fiorite. La particolarità del coltivare le piante fiorite nostra è che ad esempio coltiviamo le piante, i ciclamini in vaso in terracotta. L'annata del miele diciamo che non è stata un'annata delle migliori, anzi credo sia stata negli ultimi anni una tra le peggiori. Quando c'è molto caldo iniziano a seccare prima e quindi le varie infiorescenze vengono a mancare. Quindi noi siamo costretti a fare molti chilometri perché noi facciamo nomadismo, quindi portarle in giro in parecchi posti diversi dove possano trovare le infiorescenze di quel momento, perché produciamo quasi esclusivamente monoflora.